Buonasera a tutti, iniziamo il nostro incontro. Benvenuti all'Ateneo Veneto. Si potrebbe pensare, guardando il libro, l'ennesimo libro di foto sulla laguna. In realtà questo libro si inserisce in un più complesso e ampio progetto che poi ci spiegherà la Presidente di Marsilio Arte. In ogni caso, se lo sfoglierete, e credo che lo sfoglierete, è un volume che trasmette un sacco di emozioni, o perlomeno a me ne ha trasmesse tantissime, tutte quelle che sa dare la laguna, che per me è uno dei posti più seduttivi che conosca. E badate bene, io sono nata in montagna, quindi il mio habitat naturale sono le Crode. Ma da quando abito a Venezia si è aggiunto un altro luogo del cuore, che è quello della laguna. Infatti sono molto grata alla scelta di mettere in copertina quella foto in cui c'è Torcello così prima e poi in fondo le montagne, che sono le mie montagne di Belluno. E quindi ho appeso al chiodo le pelli di foca con cui facevo sci alpinismo, e anch'io ho preso una barchetta come Giovanni Montanaro. Probabilmente lui è più bravo di me. Io non sono brava ad andare con la barchetta, però sono molto determinata, e quindi giro la laguna e la giro anche da sola, e faccio il giro contrario a quello che fa Giovanni nella parte descrittiva del libro. Lui parte da Venezia e torna a Venezia, io invece parto dalla terraferma e torno alla terraferma. Ma i luoghi che vediamo continuamente sono gli stessi, e sono quelli che Fulvio Orsenigo ha bloccato in uno scatto. Perché il pregio di questo libro, secondo me, oltre alla qualità delle foto, è che restituisce la complessità della nostra laguna, che va da Torcello a Marghera, dai Carciofi di Sant'Erasmo a Chioggia. Perché vedete, di lagune al mondo ce ne sono tante. Io torno adesso da un viaggio in Kerala, dove c'è una splendida laguna che si può girare in barca, ma lì c'è una natura magica, come c'è a Venezia, ma non c'è la Basilica di Torcello, ma non c'è San Francesco del Deserto, ma non ci sono gli orti di Sant'Erasmo. Cioè la nostra è una meraviglia di luoghi, di persone, di attività che secondo me non si ritrova. E ha ragione Giovanni Montanaro quando dice che Venezia aveva, e in parte ancora, isole tutte con una funzione diversa. Ci sono isole per pregare, per coltivare, per produrre, una volta per curarsi, per cacciare e per pescare. E quindi Orsenigo, dicevo, ci restituisce tutta questa bellezza, ce la restituisce nei luoghi, nelle persone, nei colori, e si capisce perché il colorismo veneziano nella pittura sia nato qui e sia diverso da tutti gli altri colorismi degli altri pittori di altri luoghi. Atmosfere sospese, atmosfere vivaci e le tante forme dell'acqua, quella tranquilla, quella impetuosa, quella che riflette i monumenti, quella che riflette le barche, perché l'acqua è la realtà di Venezia. Insomma, teniamocela stretta questa laguna. Non sappiamo se riusciremo a mantenerla, però diciamo che i nostri antenati hanno fatto di tutto per addomesticarla, perché sappiamo quanto hanno fatto. Ecco, cerchiamo anche noi e cerchiamo di tenercela per salvarla. Grazie, a voi la parola, anzi, prima di tutto la parola a Manuela Bassetti, Presidente di Marsilio Arte, alla quale dobbiamo l'edizione di questo libro.
Madonna com'è alto questo, mi sembra di essere veramente una nana. Allora, veramente 2 parole, perché i protagonisti di questa serata è il libro innanzitutto e gli autori. 2 parole sul senso di questo libro, che fa parte di un progetto che abbiamo costruito insieme alla Regione del Veneto. La Regione del Veneto è coeditore assieme a noi di questa collana editoriale dedicata ai luoghi tutelati dall'UNESCO. La Regione del Veneto è la regione che ha più siti tutelati dall'UNESCO in tutta Italia, ben 9. Abbiamo cercato, il punto di partenza di questo progetto era quello di cercare di capire come mai, quali sono le caratteristiche per cui questo particolare territorio ha diritto a una tutela speciale a livello internazionale. E abbiamo cercato di arrivare, non dico alla conoscenza perché è un po' troppo, ma comunque a un passo verso un passo ulteriore di approfondimento del territorio in questione, chiedendo a 2 linguaggi completamente diversi di leggere il luogo. Uno scrittore e un fotografo, che usano 2 modi di raccontare completamente diversi, però a cui abbiamo chiesto in qualche modo di intersecarli, non di procedere parallelamente, ma di lavorare assieme per arrivare a un risultato congiunto. Appunto cercando di individuare questa caratteristica specialissima che è, nella definizione dell'UNESCO, il paesaggio culturale, che leggo la definizione UNESCO è creazioni congiunte dell'uomo e della natura che illustrano l'evoluzione di una società e del suo insediamento nel tempo sotto l'influenza di costrizioni e o opportunità presentate dall'ambiente naturale da spinte culturali, economiche e sociali. Quindi il paesaggio inteso come risultato di un continuo confronto, adattamento, modellamento tra l'uomo e la natura, come il primo volume che abbiamo fatto dedicato alle colline del Prosecco, il secondo che è questo sulla laguna Venezia, la sua laguna, questo è il nome del sito tutelato dall'UNESCO, non la laguna ma Venezia, la sua laguna, e stiamo lavorando al terzo che uscirà durante l'estate sulle Dolomiti. Vi cedo la parola, però consentitemi ancora, vorrei chiudere leggendo un pezzo di Giovanni, estratto dal testo che Giovanni ha scritto per questo libro, perché secondo me dà perfettamente il senso di quello che noi stiamo cercando di fare con questi volumi, con questo volume in particolare. Un tempo lontano non c'erano uomini qui, ma solo perché era una follia vivere in queste paludi insalubri, fangose, dove i piedi affondano nella melma, lasciando le unghie nerastre, le mani che non riescono a lavarsi. È che da nord scendevano i barbari e per alcuni popoli veneti la terra degli antenati, degli antichi romani, non era più sicura, non era più loro. E allora le genti che abitavano intorno dovevano scappare e gli restava solo il mare, l'acqua. Così si inventarono l'impossibile, abitare l'acqua. Pian piano, con pazienza, metro dopo metro, le prime capanne, le prime case, le chiese, i mercati, i tribunali, le strade, i ponti, i canali. Pian piano, con pazienza, questo luogo inospitale era diventato una capitale del mondo, la città più bella, più ricca di tutte, un progetto unico di vivere in mezzo all'acqua. No, questo acquetrino selvatico non era più una palude. Salto un po' perché non è che... È vero, questa laguna non è sempre esistita e le acque ogni anno si alzano in modo inarrestabile, forse anche il Mose non basterà più a un certo punto. E poi ci sono milioni di turisti e sempre meno residenti e così poca cura. E forse verrà un giorno in cui non esisterà più questa meraviglia così varia, fatta di rubini e fanghi, di ponti dipinti, di ingegneria e baci, di legno pietrificato e desideri, di chiese gotiche, chioschi, di velluti e costumi da bagno. Ma no, non ci credo. Io credo che gli uomini si inventeranno qualcosa e salveranno ancora per sempre Venezia e forse, anzi, ci si accorgerà che è solo questo il modo giusto di vivere in mezzo all'acqua, in mezzo alle cose che crescono, ancora nella misura degli uomini. Buonasera. Allora, dietro di noi cominceranno a scorrere le meravigliose immagini che Fulvio Orsenigo ha scattato apposta per questo libro, che poi insomma le vedrete un po' tutte, è un po' spoiler questa presentazione, ma
Poi ovviamente i libri sono anche lì in fondo per chi volesse averne una copia. E ringrazio chi ci ha preceduto, ringrazio chi mi ha dato questa opportunità, cioè di scrivere un racconto lungo sulla laguna con un progetto che era, adesso tutti guardate in alto, a un certo punto c'è anche, allora vince la gara chi trova l'uomo che cammina sulle acque, che Fulvio è riuscito a ritrarre a un certo punto, c'è davvero, non credo negli alieni, ma c'è un uomo che cammina sulle acque. Detto questo, noi cercheremo comunque di accompagnarvi con delle parole pur improprie e indegne di fronte alle immagini che guarderete, perché poi il gioco su Venezia è anche di scoprire, no? E di dire questo è Torcello, questo è Sant'Erasmo, qui ci sono stato, qui non ci sono stato. Però partiamo dall'essenza. Come si è detto, non è che, tra virgolette, arriviamo noi, no? La laguna è, e poi ci torneremo anche magari più nel dettaglio, un punto di arrivo di tanti sentimenti e di tante scritture, di tante fotografie, e soprattutto fotografie. Però a un certo punto ci è stato dato, diciamo, un compito, cioè un lavoro banalmente su committenza e che però dà una grande libertà, nel senso che questo lavoro nasceva con l'idea di dire c'è un sito UNESCO, quindi c'è qualcosa che va cercato di raccontare, diciamo, per esteso, cercato di, come dire, di far intuire che cos'è, quindi non andare alla ricerca del dettaglio, ma andare alla ricerca forse di qualcosa di più grande, quindi raccontare la laguna, fotografare la laguna, senza un intento però didascalico. Il libro, forse questo Emanuela non l'ha detto, non è una guida, non ha una mappa molto rapida e si basa su un assunto. 2 persone, i presenti, sono stati incaricati, uno di scrivere la sua laguna e uno di fotografare la sua laguna. Quindi la prima domanda che faccio a Fulvio e di questa chiacchiera che faremo un po' insieme è: cosa hai fatto tu? Allora, è una bella domanda questa, però scusate. Però ce l'avamo preparati, non fare finta di essere impreparato, perché sennò... Io preferisco fare così. È una bella domanda alla quale però non è facile dare una risposta univoca. Perché entrano in gioco davvero tanti elementi eterogenei e anche alcune volte contraddittori. Comunque la prima cosa che ho fatto, che era un po' quella ovvia da fare, sono andato a vedermi quali erano i criteri per cui Venezia e la laguna sono stati inseriti nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. E devo dire che questi criteri tutto sommato sono abbastanza ovvi, almeno per chi un minimo conosce la storia di questo territorio. Per cui ci sono, come potete immaginare, ragioni storiche, ragioni artistiche, ragioni geografiche, ragioni di influenza culturale, ragioni commerciali. Insomma, già questi 6 punti, questi 6 criteri elencano e danno l'idea di una quantità di episodi, di eventi, di cose, in un certo senso, che ci sono in questa laguna. Ma quello che forse, ma quello che riassume e che in un qualche modo comprende tutti questi elementi, che sono appunto gli elementi che abbiamo detto, sono queste 2 affermazioni molto brevi, che io voglio qui ricordare perché sono in un certo senso il cuore e il senso delle motivazioni dell'UNESCO, ma sono anche stati alla fine il cuore e il senso del mio lavoro e anche del libro che poi è stato prodotto. E queste 2, diciamo, affermazioni, la prima dice: Venezia e la laguna sono un unico indissolubile. E la seconda affermazione, che è un'articolazione di questa prima, che è molto perentoria e anche, devo dire, un po' intimorente nel momento in cui uno si accinge a descriverla o a provare a descriverla, e che dice: Venezia e il paesaggio della laguna sono il risultato di un processo dinamico che illustra, e io questo che illustra me lo sono proprio segnato con un evidenziatore giallo, l'interazione tra le persone e l'ambiente naturale del loro territorio.
E lì ho cominciato un po' a preoccuparmi, perché ho detto, come faccio a pensare o a dare una visione, se non unitaria, ma perlomeno coerente, che tenga insieme non solo le architetture, l'arte, le infrastrutture, i campi di carciofi e tutto quanto, ma anche il sostrato stesso che sostiene e da cui sorgono queste cose. Perché anche quello è opera dell'uomo, come si diceva prima, senza l'opera dell'uomo questa laguna oggi non ci sarebbe, sarebbe o interrata o forse un braccio di mare. E per di più questi territori sono sovrarappresentati. E questa sovrarappresentazione di fatto genera un immaginario dato che può non piacerci, che può in un qualche modo in molti momenti essere stucchevole, che può essere, come a me capita ogni tanto di pensare, al limite della curiosità pornografica, e che però del quale io dovevo tenere conto, non potevo fare finta di niente. Perché la semplice opposizione a questo immaginario, che diciamo è in buona parte costituito dalla fotografia, sia per la sua facilità di diffusione che per la sua facilità anche di realizzazione, ma che ha anche, diciamo, deriva anche dalle immagini della pittura, perché questo è un territorio rappresentato da sempre, ma anche dalla letteratura, o perlomeno diciamo dai testi scritti. E mi sono chiesto appunto quale potesse essere la visione che evitasse che io facessi un catalogo di cose, perché non aveva senso quella cosa lì. E quindi ho dovuto assumerlo questo immaginario e non rifiutarlo, perché rifiutarlo mi avrebbe portato nella direzione opposta, che secondo me è altrettanto deleteria, che è quella di cercare necessariamente sempre il nuovo, il vero, l'autentico, il nascosto, che forse, come dicevo, è altrettanto deleterio. E per quanto possa sembrare strano, il mio modo per assumere questo immaginario è stato quello di dimenticarlo, o meglio, di cercare di dimenticarlo, facendo un'operazione di, direi, mi verrebbe da dire, di regressione o di purificazione, per tornare a quelle che sono le mie percezioni iniziali della laguna, le mie sensazioni iniziali della laguna. Voi sapete che vivere qui è bellissimo, che qualsiasi cosa su cui si ponga gli occhi è una carezza agli occhi e al cuore, ma può essere anche molto soffocante. E quindi per me, che io fossi in casa o nel caos delle calli, il semplice sapere che al di là delle case e tutto intorno c'è questo spazio, che è uno spazio di libertà, ed è uno spazio di libertà perché è uno spazio visivamente neutro, dove finalmente gli occhi e la mente possono riposare. Perché se è vero, come è vero, che l'occhio vede quello che la mente conosce, beh, allora nella laguna c'è questa dimensione in cui l'occhio finalmente non incontra il tutto pieno. C'è questa rarefazione degli elementi visivi che è così in contrasto tra l'altro con la densità invece dell'edificato non solo di Venezia ma anche ovviamente delle isole. E quindi diciamo questo è stato questo spazio che appunto è uno spazio di libertà, è anche uno spazio dell'immaginazione ed è anche quindi uno spazio dell'avventura. E io quando ho letto il testo di Giovanni ho ritrovato, quindi ho pensato non è soltanto mia questa percezione, questa sensazione, no? È che io, non so, chissà per una qualche ragione ho questa percezione. Ho sentito, infatti poi volevo chiederti proprio questa cosa, no? C'è questo
credo all'inizio, anzi non credo all'inizio, sicuramente all'inizio in cui tu vai a prendere la barca, vai a far benzina, e a un certo punto ti volti e la laguna si spalanca davanti a te. Ecco, io volevo sapere, io mi sono posto in questo modo, poi avrei altre cose da dire, però mi fermerei un attimo qua e mi piacerebbe sapere la tua, come dire, il tuo punto. Sì, Fulvio ha detto una cosa corretta, che insomma, credo che questo sia un momento un po' di condivisione, no? Cioè al di là di un libro che esce, probabilmente credo che queste foto, quello che cerchiamo di dire, siano anche un'occasione perché no, ognuno, pur stando qui, no? Quindi stando qui dentro, al chiuso, percepiamo, no? La nostra esperienza di stare qui, e anche forse stare dentro questo chiuso ha a che fare, no? Come diceva il Presidente, i colori, a Venezia anche qua dentro si vede che c'è la laguna, secondo me, ma chiaramente è anche un esercizio un po' di uscita. E come diceva Fulvio, insomma, noi abbiamo avuto per realizzare questo libro un mandato abbastanza chiaro, cioè di non tanto di non parlarci, ma, insomma, ma di proseguire in maniera relativamente parallela. Non era un commento, diciamo, alle foto, le foto non dovevano fotografare quello che c'era dentro il racconto. Abbiamo avuto molti momenti di scambio nei quali abbiamo condiviso principalmente dei principi, no? I principi erano questi, no? Cioè, a partire un po' dal mandato, diciamo, UNESCO, quindi accorgersi, no? della presenza umana nella laguna, e forse andare a cercare, e qua arrivo anche a come ho cercato di pormi io col testo, che ho scritto più volte tra l'altro, nel senso che non è stato così facile, forse è anche diverso, no? Dalle fotografie che magari si portano una dietro l'altra e poi si trovano pian pianino. Il testo forse deve arrivare da un punto a un altro e trovare una chiave. Sicuramente io sono partito, diciamo, da questo, cioè uscire in laguna significa prendere consapevolezza di una cosa fondamentale, che è forse l'equivoco, no? In cui si incorre spesso anche nella lettura di questa città, perché questa città è percepita probabilmente anche da tanti che la attraversano, troppi che la attraversano freneticamente, come una grandissima opera dell'uomo, dimenticando che quest'opera dell'uomo è possibile qua perché è in una speciale relazione con la natura che la circonda. E diversamente, tra virgolette, un po' anche per, diciamo, dare altri spunti anche rispetto a quello che hai detto tu, Fulvio, per me il tema della natura è un tema abbastanza anche, diciamo, doppio, no? La natura di per sé avrebbe respinto gli uomini da qua, no? Cioè quello che ho cercato anche scrivendo, da cui ho cercato di tenermi lontano, è cercare di dare un po' di concretezza a questa laguna, dove ci sono persone che fanno cose, persone che coltivano la terra, che non è lasciata a se stessa, ma da secoli, forse millenni, un millennio e mezzo insomma, è regolata, no? È continuamente osservata, è continuamente anche funzionale agli uomini e contemporaneamente in parte si ribella agli uomini. Nei temi giganteschi, no, che affrontiamo rispetto all'innalzamento delle maree, al surriscaldamento globale, per me c'è sempre una chiave come di racconto che è decisiva, no? La natura non è né buona né cattiva, la natura è... Io sono sempre stato un po' più vicino a Leopardi che a San Francesco per sintetizzare, no? Cioè ci sono due modi di vedere la natura, una è l'incanto, la meraviglia, e non si può dire che la laguna non sia questo, no? Non sia prendere quella barca come faccio io e improvvisamente lasciarsi andare, no? Capire che tutte le tue preoccupazioni alla fine sono forse anche poco, sono anche... Ma la laguna e l'acqua è anche qualcosa che non per forza avrebbe voluto che gli uomini stessero lì, non per forza vuole adesso che gli uomini stiano lì, e con tutte le responsabilità che possono avere gli uomini per la situazione attuale è anche un po' presuntuoso, no? Pensare che sia solo quello. Quindi il racconto che io ho cercato di fare è ricostruire questa potenza che io percepisco ancora nella laguna, che non è quello che noi tutti abbiamo, no? Che è questo senso di liberazione, no? Di fuga dai turisti, chi ha la fortuna, no? Di avere magari anche una possibilità di muoversi in laguna, magari lo fa d'estate perché non ne può più di stare in questa città intasata, no? Però al tempo stesso qui e lì, vedendo lo sforzo che ha portato a questo,
secondo me si delinea realmente una grande potenza, anche umana, dentro questo contesto naturale. E credo che appunto il dialogo che abbiamo avuto più legato al testo, alle foto, alla fine restituisca questo. Quindi non è una laguna pittoresca, è una laguna che sicuramente lascia lo spazio dell'emozione, lascia lo spazio dei sentimenti, lascia lo spazio del lirismo, della poesia, perché c'è, perché è innegabile che sia così, perché che dono è poter avere la laguna qua. Ma contemporaneamente, continuamente richiama a un'operosità, no? A delle scelte, a delle cose che vengono fatte, delle cose che si potrebbero fare meglio, delle cose che si potrebbero fare e non vengono fatte, no? Ecco, quindi diciamo, dentro questo poi chiaramente la forza della letteratura è non dover prendere una posizione, ma dover ascoltare, dover cercare di raccontare qualcosa che in quel caso era una mia esperienza. E credo che anche la tua sia stata un'esperienza, nel senso che alla fine sono due meccanismi diversi, no? Cioè la scrittura è andare, vedere, ma poi tornare in un posto non come questo, perché non ce l'ho, ma insomma in cui comunque uno poi si raccoglie, no? E con le parole ritorna. E invece tu la fotografia sei dovuto andare per cercarla. Sì, naturalmente la fotografia comporta la presenza in quel momento, però quello che tu hai detto a me risuona molto, perché riprendo un attimo il filo di quello che stavo dicendo prima, no? Che appunto di questo fatto che di questo spazio di immaginazione e di libertà e di avventura. E tu parli da qualche parte nel tuo testo di cominciamo questa avventura, quindi questo lavoro di regressione, di purificazione, cosa mi ha permesso di fare? Ha permesso che da quell'immaginario dato di cui parlavamo prima emergessero quelle immagini che in un qualche modo erano davvero più vicine a questa mia percezione, a questa mia sensazione. E curiosamente queste immagini non provengono né dalla fotografia, che spesso è troppo affermativa, è troppo, come dire, è troppo vicina a quello che vediamo, né dalla pittura, ma dalla letteratura, o comunque dai testi scritti, insomma, non necessariamente dalla letteratura. È come se questa cosa che tu dicevi, no? Io vado in barca, vedo, eccetera, poi torno a casa, mi metto nel mio studiolo e attraverso le parole ricostruisco queste immagini, ma queste immagini sono, almeno per me, sono le più potenti in assoluto. Faccio un esempio, non sono tra l'altro immagini strane o rare, no? Per esempio faccio riferimento a quelle due straordinarie immagini che si trovano nella lettera dei Cassiodori veneziani, famosissima, che data credo il 530, una cosa del genere, quindi 1500 anni fa, prima ancora di Venezia in un certo senso, anzi senza in un certo senso, prima ancora di Venezia, in cui lui parla di queste navi che sembrano navigare sui prati, oppure parla di queste case costruite sui bordi delle isole, in mezzo all'acqua come nidi di uccelli palustri. Ecco, se voi state guardando le foto dietro, ovviamente in contesti diversi, attualizzate, eccetera, eccetera, ma queste immagini tornano, così come torna quella descrizione bellissima, almeno per me, bellissima, e che è stata davvero una porta per me della laguna, che si trova nel libro di Sergio Bettini, Venezia, nascita di una città, in cui lui parla dell'occhio formativo, no? Di queste popolazioni che si trovavano davanti a questo paesaggio fatto di acqua e di cielo e di sottilissime strisce di terreno appena al di sopra delle acque basse, che sono superfici assolute di colore, che sono indeterminabili geometricamente, che non sono componibili secondo le leggi della prospettiva. E diavolo, lo strumento che io ho in mano è, nella sua essenza, uno strumento che serve per costruire prospettive perfette, che si sottrae questo paesaggio alle leggi della composizione,
Allora, se voi appunto osservate le fotografie che scorrono dietro, per me queste sono state le immagini guida, cioè sono le immagini che ciclicamente tornano nella sequenza del libro, che in alcuni casi si aggregano in gruppi di 3, 4, quasi a voler abbozzare un racconto, ma poi in realtà non diventano mai un racconto, perché sono immagini concluse in se stesse, proprio perché non c'è questa dimensione, chiamiamola compositiva, non c'è prospettiva, ci sono spesso questi colori che sono tenui, che non so, insomma, prima la Presidente parlava delle forme dell'acqua. Ecco, questa è un'osservazione che mi fa piacere aver sentito dire, perché davvero queste sono queste immagini guida, e che sono quelle che in un qualche modo, spero che sia così, o comunque io ho cercato che fosse così, danno una visione coerente di tutti gli eventi, poi, che possono essere architetture, che possa essere il lavoro dell'uomo, che possono essere i campi di carciofi o i trasportatori, insomma, poi tutti, diciamo, i fatti e gli eventi che troverete nelle fotografie sono in un qualche modo uniti da questa sorta di musica di fondo, da cui poi appunto questi singoli eventi emergono. E beh, basta. Sì, devo dire, allora lancio un ragionamento. Quello che dici tu è molto interessante, no? Cioè, nel senso che magari anche per uscire da un immaginario un po' stereotipato ti nutri di parole. Secondo me in realtà c'è sempre un tema però sul racconto di Venezia, nel senso che io personalmente quando mi metto a scrivere di Venezia non trovo quell'immaginario che secondo me tu hai più nella fotografia, nelle immagini, no? Nel senso che su Venezia, di Venezia, ci sono scrittori straordinari che hanno scritto di Laguna, Paolo Barbaro, Carlo della Corte, c'è un racconto, forse uno dei più belli dei sillabari di Parise, che è Caccia, che è la storia di quest'uomo che arriva al limitare della laguna per cacciare degli uccelli, insomma. Negli ultimi anni ci sono delle cose molto interessanti, c'è in sala credo anche Sandro Frizziero che ha scritto Sommersione, che è una storia molto aspra di laguna, Malaguti ha scritto, insomma è come se improvvisamente ci fosse, no, anche questo desiderio davvero ampio di riuscire a raccontare Venezia, no? C'è secondo me questa situazione per cui è una città iper attenzionata, una città iper raccontata, una città iper fotografata, ma chi la vive, chi ci passa dentro ogni giorno ha l'impressione che magari si ritrova, no? Nella scienza, si ritrova nei grandi libri da Mancuso a Bettini che raccontano che cos'è la laguna da un punto di vista idraulico, storico, però diciamo non che ce la faccia io, però secondo me quando uno invece si misura col racconto si misura con questo, o deve misurarsi con questo, con l'idea che quello che viene detto di Venezia, quello che viene percepito di Venezia, non sempre è difficile trovare un libro che lo racconti, è difficile trovare un testo che lo racconti, che non parta dalla premessa di dire questa è Venezia da un punto di vista scientifico, questa è Venezia da un punto di vista storico, da un punto di vista letterario, che per me per deformazione è anche enormemente più potente. Avvicinarsi alla laguna vuol dire avvicinarsi a Venezia, vuol dire cercare di restituire quei sentimenti che hai già descritto tu, ma soprattutto anche questa vastità di vita che c'è in questa città, in cui si fanno le cose che si fanno in qualsiasi altro luogo, ma facendole qua sono identiche a quelle di qualsiasi altro luogo, ma eccezionali contemporaneamente. È un punto molto difficile da tenere nella scrittura, però è un punto decisivo che probabilmente fa parte anche, no, di come Venezia viene percepita, di che idea ha chi viene qui, di che cosa sia questa città, no? Che è tutto fuorché un museo per chi la vive, no? Che è tutto fuorché un luogo morto per chi la vive, e che ha questa sponda eccezionale e vasta
di questa laguna, che è anche un posto, vogliamo dire, non solo enormemente eroico, nel senso che comunque nel suo piccolo la barca, il muoversi, il cercare ha a che fare un po' con l'uscire da sé, col fare dei movimenti che non faremo altrimenti, con delle sveglie che altrimenti non prenderemmo. Ma poi spalanca anche delle vitalità incredibili che hanno tutti i registri, il poetico, come si diceva, un po' l'eroico, ma anche l'allegro, nel senso che, voglio dire, girare per la laguna, finire a Lio Piccolo, andare a incontrare, come dire, altre persone, trovarsi alla Certosa piuttosto che da un'altra parte, fa parte anche di una vita estremamente felice, estremamente allegra, estremamente libera, come dicevi tu, estremamente naturale, estremamente, per certi versi, insomma, ecco, con tutti i distinguo possibili, anche relativamente democratica, nel senso che ha anche a che fare con una fruizione che, certo, avere una barca è un problema, certo avere un posto barca è un enorme problema, ma insomma la laguna è lì fondamentalmente per tutti. E quindi quando si va a fare un bagno al Baccano è una cosa completamente diversa da quello che è essere in un altro luogo. Quando si finisce, appunto, ci si avventura, quello sì, magari fino a Lio Piccolo è tutta un'altra cosa. Quando si arriva fino a Poveglia, che insomma in questi anni è stata particolarmente significativa anche per diciamo la nostra storia recente, si ha quest'idea, no, di questo sbarco. Quindi secondo me, ecco, il tentativo che uno fa nel racconto, e che sicuramente hai fatto anche tu, è poi mediato anche da una serie interminabile di incontri, perché non è che si va verso un luogo sconosciuto, si va verso luoghi abitati che hanno mille problemi, che oggi dovrebbero essere abitati di più, ma non è questa ovviamente la sede, ma in cui ci sono un sacco di persone poi che fanno cose anche abbastanza, non dico imprevedibili, ma perlomeno sorprendenti, sì. Sì, questo degli incontri che dici è una cosa molto bella, perché ovviamente al di là del fatto che quando si va in giro si incontra sempre qualcuno, ma dovendo io a un certo punto, no, adesso io ho parlato così delle cose un po' magari visionarie o non so, però poi scendendo nel dettaglio della pratica delle cose, si scelgono le cose da fotografare, in parte perché non è che si possa conoscere tutto, anche se io devo dire che per esempio quegli incontri organizzati da Marsilio con più persone che portavano diversi punti di vista, che erano, io lo chiamavo un gruppo di sostegno, ma diciamo erano dei veri e propri brainstorming, perché io tante cose non le sapevo, così come il fatto, io mi sono preoccupato, soprattutto all'inizio, ma durante tutto il lavoro, di contattare persone che per una qualche ragione avevo capito che si occupavano di certe questioni di cui io non avevo l'alba, e quindi questo lavoro da detective, veramente questo lavoro da detective, perché prima bisognava trovare le situazioni, poi bisognava trovare le persone a cui rivolgersi, e magari non era così diretto, bisognava chiedere a Tizio perché poi dopo ti desse il numero di Caio, e poi finalmente telefonavi e poi magari ti rispondeva uno da Palermo e dici boh, perché questo mi è veramente successo, no? Perché quando io volevo assolutamente fotografare le grandi bilance da pesca, quelle che ci sono alla foce del Dese, di cui ci sono credo qua un paio di immagini, ma volevo fotografarle nel momento in cui erano in attività. E lì, grazie ad un amico che è riuscito attraverso una serie di acrobazie a recuperare, perché ho scoperto che sono demaniali quelle aree lì, quindi credo si faccia una richiesta e dopodiché vengono assegnate, e quindi diciamo i riferimenti delle persone che sono assegnatarie di questi spazi sono pubblici in un qualche modo, sapendo come arrivarci. E io chiamavo e tutti mi dicevano no, ma noi siamo troppo vecchi, oramai non facciamo più queste cose, eccetera. Finché a un certo punto chiamo uno e mi risponde, anzi prima non mi risponde, poi mi richiama uno, credo da Palermo, adesso così, dall'accento che aveva. E io ho cominciato a dire no, perché io chiamavo per quelle storie per la bilancia da pesca, eccetera. Ah sì, mi parlava della laguna come se fosse il suo posto, no? Ma lui stava a Palermo intanto, perché poi me l'ha detto, dice no, le do il numero di un'altra persona.
Allora chiamo quest'altra persona e mi risponde un'altra persona con un accento un po' strano, non so, non italiano comunque, e sento che è un po', come dire, sfuggente questa cosa, questa persona, e non riesco a concludere questa cosa. Vado in internet e digito il numero della persona e insomma era una strana storia che aveva a che fare con questioni legali, se non criminali, eccetera. Per cui infatti avevi detto che non ne avresti parlato all'Ateneo, infatti non so se no. Per dire che si incontrano delle storie, o per esempio prima ho incontrato una persona che mi ha fatto molto piacere incontrare, che è una delle responsabili dell'associazione Vela al Terzo. Per me, appunto, io volevo assolutamente fotografare queste vele meravigliose, no, in laguna, e quindi mi sono messo in contatto con loro e loro mi hanno detto: va bene, vieni qua nella nostra sede, che è quella in fondo alle casette dell'Arsenale, e che questa sera ci troviamo per fare una cosa, così ci conosciamo. E mi sono trovato in questo posto che io non conoscevo, sì, ero passato di lì, avevo visto la Darsena, ma non avevo mai visto questa sede, che è una sede molto semplice ma molto bella, sedie messe così, no, così, e assisto a questa conferenza meravigliosa di questo signore, che io adesso non ricordo il nome, che aveva pubblicato un dizionario del Chioggiotto. E quello che io ho capito in quel momento, questo incontro è avvenuto abbastanza all'inizio del lavoro, è che in questa città, che come diceva prima Giovanni, che sembra morta, che sembra che non succeda niente, che sembra che viva, come dire, sotto una tenda d'ossigeno per puro miracolo, in realtà succedono tantissime cose. C'è una vita che io definirei underground, che è ricchissima, e io mi sono detto: io quello voglio fare, o meno, non solo quello ovviamente, no? E quindi tutti questi incontri che ho avuto, per esempio con quelli dell'Associazione della Vela al Terzo, ma anche con gli agricoltori di Sant'Erasmo, o con i trasportatori, o con, insomma, adesso potrei fare un elenco infinito di queste cose. Ed è vero che questi incontri in un qualche modo sono quello che poi alla fine, al di là, diciamo, dell'esito, no? Di quello che uno riesce a portare a casa, fanno davvero la differenza, perché ti rendi conto che c'è un'energia che non si vede ma che c'è, e che io appunto chiamo underground. Ma anche, per esempio, io ho dei figli abbastanza giovani e succedono un sacco di cose che io ovviamente di cui neanche ho alba, no? E con idee, cose eccetera, e questo, se succede a Venezia, succede anche nei posti dove uno meno se l'aspetta, no? Quindi in piena laguna, nei posti più, come dire, isolati o apparentemente isolati, che si possano, c'è proprio un'energia grande che fa fatica ovviamente che fa fatica e che molte volte non vuole venire alla luce. Una delle cose che io ho osservato è che, ed è la ragione per cui, oltre a tutte, diciamo, i miei pensieri su come fare le foto, su come, tutto quanto, eccetera, eccetera, è che ho sentito davvero un senso di grande responsabilità, perché mi è stata data la possibilità di entrare in mondi che poi, una volta fotografati, sarebbero andati in pasto, nel senso, a qualunque pubblico, no? E di nuovo potevano in un qualche modo rientrare in questo tritacarne di immagini che viene spacciato per tutto il mondo. E sono sempre entrato molto in punta dei piedi, e avendo sempre come retropensiero l'idea che questa cosa non doveva essere una curiosità, non doveva essere una verità, una cosa autentica, ma semplicemente una cosa che avveniva. E in molti casi sono stato accolto fin da subito con grande come dire, empatia e tutto quanto. Anche, devo dire, il fatto di fare un lavoro per un editore che a Venezia è molto ben conosciuto era già un buon viatico,
Ma in alcuni casi però ho notato diffidenza, cioè qualcuno che in fondo non voleva essere disturbato nella sua piccola spazio di vita che in un qualche modo si era ricavato in mezzo a questa marketing e vendita totale. E quindi sì, gli incontri sono stati proprio degli incontri. Sono andato per esempio, adesso scusate magari mi prolungo, se dico troppo ditemelo che mi fermo, ma per esempio quando sono andato a San Francesco del Deserto io ho subito un interrogatorio di terzo grado prima di poter andare a fare le foto, perché frate Carlo, che mi dispiace che non sia qui oggi perché aveva non so quali altri impegni, prima abbiamo fatto una lunga telefonata, lui si è informato con grande precisione su che cosa volevo fare io, su come ovviamente sarebbero state utilizzate le foto, eccetera, così. E io a un certo punto gli ho detto, guardi frate Carlo, io non lo so esattamente cosa voglio fare, devo venire lì e vedere, però, no? E quindi diciamo, abbiamo finalmente deciso un giorno, sono andato e io pensavo, vabbè adesso comincio a fotografare. E invece no, lui mi ha portato all'estremità opposta rispetto a quella a cui si arriva con la barca, dell'isola dove c'è una bella panchina, ci sono le barene dietro. E abbiamo parlato credo almeno per un'ora ed è stato bellissimo perché lui a quel punto non è che mi ha fatto l'interrogatorio cosa fotografi o non fotografi, fotografa quello che vuoi, però mi ha, come dire, introdotto. E questa cosa di essere introdotti è accaduta molte volte e io sono davvero molto grato a queste persone e questo lavoro è stato un lavoro bellissimo da fare, al di là del fatto che appunto uno va in giro, fa le foto e tutto quanto, ma proprio per questi incontri veramente molto, molto belli e inaspettati molto spesso. Io mi ricordo che tanti anni fa in un'isola c'era un frate che metteva tutte le mance sotto il bavero della tonaca e sparivano subito, diceva visita gratuita ma con diciamo mancia abbastanza come dire caldeggiata e da bambino mi ricordo questa cosa che sparivano improvvisamente, non si sa dove finivano, ma questo per dire che poi credo che ognuno abbia un approccio, no, personale alla laguna. Poi ti chiederò un'altra cosa perché diciamo per me la laguna è anche una scoperta, no? Cioè, diciamo il mio racconto nasce anche da una constatazione. Pensando ai miei due nonni, tutti e due lavoravano fondamentalmente con la barca, uno perché pescava, uno perché faceva costruzioni, quindi avevano le barche ed era naturale, parlo di 70-80 anni fa, era naturale che fondamentalmente chi stava in questa città la gran parte attraversasse la laguna come uno spazio anche di lavoro, come uno spazio naturale. Oggi naturalmente i numeri sono molto ridotti, quindi per certi versi io sono nato in un altro contesto in cui tutto sommato ho sempre fatto fatica a nuotare come ho anche scritto, insomma, quindi la laguna quasi mi spaventava, insomma. E poi grazie a un po' di amici in sala e all'acquisto appunto di una barca, pian pianino invece anch'io l'ho cominciato a capire. Ma forse anche questo è un punto, no? Che partendo da quello che ci stiamo dicendo, cioè alla fine la laguna è uno spazio di gioia, di difficoltà, però insomma, una cosa che mi viene in mente parlando è quando tu vai in laguna non hai più, scusate non lo dico ai presenti, ma una certa tremenda lamentosità veneziana, no? Cioè scompare quello che è diciamo un senso, no, di fatica del vivere, del vicino col bed and breakfast, del trolley, che sono tutte robe tremende. È come se invece la gente che vedi che è arrivata a Sant'Erasmo, improvvisamente a Sant'Erasmo percepisse un'altra cosa, come se la laguna fosse, alla fine la natura lo è, ma noi ce l'abbiamo qua, anche no, una forma di medicina, anche una forma di riequilibrio, anche una forma di vitalità. Quante volte appunto nella giornata in cui hai i pensieri, magari se riesci a uscire fuori, vedere l'acqua, no, ti cambia tutto. Però è anche vero che probabilmente questa era una condizione che un tempo era davvero molto più naturale, mentre oggi è quasi una forma quasi di rivendicazione, no? È una scelta, vivere con la laguna, rispettare la laguna, conservare la laguna, questo numero infinito di associazioni che ha a che fare con la laguna, che abita questi posti, no?
Oggi è quasi una missione. E probabilmente questa è un'energia molto forte che oggi la laguna però continua a esprimere. Quindi la domanda che ti volevo fare, ma tu che sei milanese, diciamolo, che hai scelto Venezia, siccome la percezione, no? Io credo che sia anche questo. Tutto sommato, secondo me, diciamo, uno dei grandi limiti di chi è nato a Venezia, no, è non aver visto mai Venezia la prima volta, no? Cioè non averla mai scoperta, non aver mai avuto quell'emozione di dire sono arrivato per la prima volta a Venezia, che uno può avere per andare da qualsiasi altra parte. Però la laguna in realtà è un po' diverso, perché anche chi è nato a Venezia tutto sommato a un certo punto un po' la vede, un po' la scopre, no? È come se ci fosse un battesimo lagunare che è un po' diverso, no? E per un milanese? Io ho cercato di tenere nascosto questa cosa. Poi, ma hai parlato anche dei problemi demaniali, voglio dire, cioè, nel senso, non è la cosa più grave. Oramai. Non lo so, io posso parlare della mia esperienza personale, nel senso che non so quanto sia generalizzabile questa cosa, però io devo dire che la laguna l'ho scoperta più tardi rispetto, diciamo così, a Venezia, perché ovviamente a Venezia ci sono venuto più volte prima che per varie ragioni mi ci sono trasferito. Non so come forse la differenza, forse la differenza è che non è qualcosa di dato. Non è qualcosa che è lì da quando sei nato, che puoi decidere di ignorare o invece puoi decidere di vivere, no? È qualcosa che in un qualche modo di cui ti devi appropriare se vuoi, e però sinceramente, appunto, è come sempre una piccola conquista. Io vivo a Venezia oramai da più tempo di quanto abbia vissuto a Milano, credo che quest'anno siano 30 anni che vivo a Venezia. Eppure in qualche modo io sento che ancora la laguna, ma la città è già diverso perché chiaramente la vivo di più, però che la laguna è ancora qualcosa che non mi appartiene completamente. Che insomma, questo fatto per me, prendere il battello, andare semplicemente neanche prendere la barca, prendere il battello per andare alle Vignole, questo muoversi sull'acqua è sempre un miracolo, è sempre una sorpresa, questo movimento, come dire, questo essere cullati anche quando si prendono le onde grandi magari del gran turismo che vengono dal Cavallino. Di più non saprei dire, nel senso, quello che posso dire è che questo lavoro mi ha, come dire, permesso di conoscere la laguna in una maniera molto più approfondita di quanto non la conoscessi prima, di arrivare in luoghi dove probabilmente non sarei neanche mai andato se non avessi avuto questa occasione. E non so se il fatto di essere milanese o comunque non veneziano sia un fatto rilevante, non lo so. Però, secondo me è rilevante nella misura di quello che, non dire che ho fatto una domanda stupida o intelligente, ma intendo dire è rilevante nella misura in cui, secondo me, il tema della scoperta un po', diciamo, lo sento anch'io, come ti dicevo, no? Cioè, mentre uno vivendo questa città magari perde il senso dell'eccezionalità proprio perché è abituato, no? Cioè, c'è nato, non era strano andare a giocare a basket in quel posto lì, non era strano, come dire, andare a uscire la sera e andare davanti a meraviglie dell'umanità che magari di giorno erano fotografatissime e tu semplicemente andavi lì. Però invece la laguna è un po' più una scoperta. Però secondo me quello che un po' hai detto tu è però questo, no? Cioè questo di più che ha Venezia, no? Cioè tutto sommato il sito UNESCO è Venezia e la sua laguna, ma dall'inizio si è pensato, no, di lavorare parlando di Venezia, ma soprattutto parlando della laguna. Forse adesso
quello che posso percepire anche da quello che dici tu, al di là di Milano o non Milano, è proprio la questione di dire: ci accorgiamo o no che Venezia ha questa cosa in più? Anche rispetto a tante altre città, ci accorgiamo o no che questa cosa probabilmente porta a Venezia delle criticità? Perché voglio dire, se il futuro di Venezia è incerto proprio nella sua esistenza, è perché alla fine c'è la laguna. Però al tempo stesso dà qualcosa in più che nel piccolo, no? È anche probabilmente avere una città in cui non ci si può realmente alienare, no? Perché sei comunque continuamente chiamato, contornato dalla natura, da qualcosa che ti sposta fuori. E nel grande è probabilmente che vivere una vita qua è comunque un'esperienza meravigliosa, ma anche proprio per questo di più che c'è, per questo spalancarsi della laguna, che come dici tu è molto più ampia, infinita, è la più grande laguna del Mediterraneo. È vero, Presidente, lagune ce ne sono tante, no? Però è la più grande laguna del Mediterraneo, cioè anche grande, no? È proprio uno spazio che è difficile conoscere tutto, che è difficile attraversare tutto, e credo che questa cosa qui forse è quella che poi un po' ci portiamo, no? Anche dal libro, o almeno io mi porto dal libro. È Venezia, cioè stiamo parlando di Venezia. E nel parlare di Venezia, che appunto è un tema intasato, fotograficamente c'è un immaginario, diciamo nelle cronache c'è un immaginario, questa cosa sfugge, ma è una cosa radicale dell'essere a Venezia. Assolutamente. Io prima avevo parlato di questo fatto, no? Di questo spazio, del fatto di sapere che là fuori, anche se sei dentro la tua stanzetta o nel posto più blindato del mondo è possibile, no? Il fatto semplicemente che là fuori ci sia questo spazio di libertà, l'ho detto così, però diciamo poi ho provato a tradurlo in immagini. Ed ecco perché, per esempio, ci sono queste 2 o 3, non credo che siano di più, ma non ne servivano di più, erano sufficienti. Sono queste immagini in cui io mi affaccio a delle finestre. Mi affaccio a delle finestre di amici che abitano in case alte, da cui finestre, da queste finestre si vede la laguna. E la scelta non è stata quella di fotografare la laguna, ma proprio di fotografare questa lontananza, come dire, questo spazio di libertà, però mantenendo, diciamo, i bordi e i margini e la densità della città nel momento in cui si affaccia sulla laguna. Così come nelle prime immagini ci sono, credo, un paio di immagini in cui, una forse, in cui proprio la natura e la laguna entra nella città. No? Questa immagine di questo grande canale che entra nella città, oppure insomma queste sensazioni, queste percezioni rispetto a questa cosa ho provato a tradurle in immagini in qualche modo. Rimane secondo me questo fatto che anche quando sei in città e cammini in città, soprattutto in certe giornate, tu senti la forza e è una città aperta, è aperta al vento, è aperta all'acqua. A me non capita di provare questa sensazione, dico a Milano perché ci vado spesso, anche quando piove, c'è vento, ci sono i temporali, sono sempre in una città, sì, certo la natura, un po' una rottura di balle perché mi bagno, no? Diversamente qui quando cammino, un po' è l'odore, un po', non so, ci sono delle situazioni in cui magari di notte sei in Giudecca e sei dentro nelle calli dentro e cominci a camminare, ti avvii verso la fondamenta e a un certo punto compare questo spazio nero che è il canale della Giudecca, questo, cioè, che è inquietante ma è bellissimo al tempo stesso, no? C'è proprio questa natura che entra dentro e di nuovo secondo me questa dimensione, per me almeno, io non lo so, poi dopo appunto questa dimensione dell'avventura è assolutamente essenziale e fondamentale, non è che la sento sempre, però in Strada Nuova per esempio a giugno mi capita raramente, però è vero, è una città aperta, è aperta alla natura, aperta agli elementi, non so come dire.
E questa è una delle ragioni per cui mi piace stare qui, insomma, e per cui questo lavoro sulla laguna è stato bellissimo. Poi potrei raccontare un sacco di aneddoti, ma insomma adesso abbiamo anche fatto tardi, credo. Sì, diciamo che il canale della Giudecca anche... Sì, diciamo il canale della Giudecca ha anche un lieve problema di moto ondoso che lo rende ancora più avventuroso, diciamo, ecco, è un lievissimo problema di moto ondoso. Direi che sì, che siamo verso la chiusura, vedo un po' di persone che si stanno affannando a comprare il libro, o forse no. Qualcuno magari ha qualcosa da aggiungere? Avete... rispetto a tutte le foto che sono passate alle nostre spalle. Ma tu non hai detto che leggevi qualcosa? Ma il Presidente ha letto tutto quello che dovevo leggere io, quindi mi ha già tagliato, come dire, il pezzo decisivo. Buonasera, intanto ringrazio gli autori perché è veramente molto bello il ragionamento che c'è alla base. Dall'altra parte in realtà la vera domanda è: il premio, se si è capita qual è la foto con l'omino che cammina sull'acqua. No, capito, allora, se c'è un premio, non so, un libro gratis, uno spritz, perché ho paura di aver capito quale. Ah, è dell'omino sull'acqua? Sì. Non lo dico perché sennò poi parte la riffa. No, adesso ci metteremo d'accordo. Solo lui l'ha trovato? Solo lui ha trovato la foto con l'omino che cammina nell'acqua. Sull'acqua. Ci sono altri interventi o... Saccagnana. Cooperativa di Saccagnana. È lui che l'ha fotografata. No, quello è... Siamo disponibili per il firmacopie, che non so se... Anche se sui libri fotografici, no, uno magari vuole tenerlo intonso, chissà. Siamo anche disponibili per non farlo, se volete. No, quelle era una distribuzione di frutta e verdura, probabilmente la scatola veniva da... Ti chiedono il microfono. Sì, io volevo chiedere come aveva fatto la foto a pagina 187 o 188, quella che sembra praticamente un tessuto di Rubelli o di Fortuny, in realtà sono tutte le isole, adesso gliela faccio vedere. Le Barene. Ma quella è una foto... allora, devo dire che le foto del libro sono state fatte, tutte le foto del libro sono state fatte per questa campagna fotografica, tranne 6 o 7 fotografie che io ho preso dall'archivio. Le 3 foto dall'elicottero sono prese dall'archivio e tra l'altro sono state fatte insieme ad Alessandra Chemollo in un volo in elicottero che abbiamo fatto insieme. E lì era un volo in elicottero in pieno gennaio, faceva un freddo cane ed è la domanda qual è, scusami? Siccome l'aveva fatta e poi l'effetto è che sembra un tessuto, devo dire, sembra un tessuto sì, queste sono le classiche, diciamo, sono le Barene viste dall'alto in cui appunto c'è questa no, la cosa interessante di quell'immagine lì è che di solito non si vola in elicottero in pieno inverno perché è da idioti, no? Perché si sta col finestrino aperto, per cui fa veramente freddo. Mentre lì in quella situazione lì non ricordo per quale motivo bisognava proprio volare in gennaio e di solito le Barene sono quando si fotografano dall'alto sono verdi o comunque hanno una colorazione così, mentre questo colore così bruciato che è tipico dell'inverno dà veramente questa sensazione di questo tessuto, ma io mi sono fatto l'idea che molte delle produzioni, se non molte, comunque alcune delle produzioni veneziane, il vetro per esempio, o anche i tessuti, o per esempio il pavimento musivo di San Marco, ma anche di San Donato a Murano, no? In un qualche modo hanno una connessione molto forte con questi giochi di luce, con queste rifrazioni che si
osservano in laguna normalmente. E sarebbe interessante fare uno studio o comunque un lavoro su queste, come dire, connessioni tra l'aspetto, tra la dimensione naturale, no? Tra i fenomeni naturali e poi gli artefatti dell'artigianato, per esempio. Andiamo verso la chiusura, se volete leggo proprio 10 Sì, righe leggi qualcosa della tua giornata particolare. della Hai fine descritto. della mia giornata particolare. Così un tempo si faceva il bagno dappertutto, si imparava a nuotare in laguna e oggi no, non è più possibile. Eppure qui e in altri punti ancora io mi butto, l'ho fatto tante volte, l'ho visto fare il bagno in laguna è diverso, ancestrale, furbo. Mi metto a dorso, guardo il cielo, i capelli si sparpagliano sott'acqua, chiudo gli occhi, respiro, sento come un ritmo, un unico procedere del mondo in cui io non sono differente da un pesce, da una stella, da una brezza e quando li riapro il sole è scomparso, anche se la notte è ancora chiara. Nuoto verso lo scafo, mi faccio forza sulle braccia per rientrare. In acqua stavo bene, il vento adesso mi riempie di brividi. Allora mi accuccio per asciugarmi un poco e quando mi sento meglio vado verso l'ancora, la tolgo, rimetto in moto. Il sale mi tira la pelle come mi avesse trasformato in una creatura nuova. Accendo le luci, sono 2, rosso e verde, a seconda di come le vedi sai se una barca ti viene incontro o va nella tua direzione o dovresti saperlo. Di barche però adesso non ce ne sono più e le luci non illuminano nemmeno granché. La laguna è buia, le bricole non si vedono nemmeno, non sono segnalate e vado piano, un po' per essere più sicuro di non sbagliarmi ma anche perché in fondo vorrei rimanere qui. Nel buio Venezia si avvicina, vuota, notturna, illuminata. Mi sembra tutto fuorché fragile, mi sembra robusta, fortissima. Passo al Canal Grande, procedo verso l'Accademia, mi sento sfinito e felice quando finalmente vedo il mio ormeggio. Avvicino la barca lentamente, faccio un po' di manovra per incastrarla tra le bricole, la lego con una cima e poi con una seconda. Ogni volta c'è una lunga cerimonia per congedarsi dalla barca. Bisogna ricordarsi di tirare sul motore, che il sasso lo rovina, poi di spegnere le luci, che si scarica presto la batteria. Prendo i documenti, il cordino rosso che accende il motore, recupero la mia borsa, controllo che ci sia tutto. Mi ero portato un libro a finire che ogni volta non leggo mai niente. Manca solo il tiemo, certo, poi si può andare. Domani, chissà, potrebbe piovere di nuovo. Bene, grazie a tutti. Siamo disponibili per il firmacopie, per il non firmacopie.